I giovani, in un primo momento inconsapevoli del pericolo, filmano le fiamme. Qualcuno tenta con un maglione di spegnere il rogo, ma in un attimo la stanza si trasforma in una trappola mortale. Mancano le uscite di sicurezza, l'unica via di salvezza, una scala piccola che presto diventa inagibile. Troppa gente, la fuga è impossibile. A Crans-Montana la strage di giovanissimi, alcuni italiani, si compie. Il mondo è scosso, il dolore di Giannino Venerandi, che da anni gestisce una discoteca dove l'afflusso dei ragazzi è importante. Siamo vicini, dice, alle famiglie di questi ragazzi. Lì era un posto non adatto per questo tipo di eventi. Non so chi l'abbia autorizzato, oltretutto in un posto molto insicuro, con una scala per entrarci, con un soffitto basso, con l'uso di materiali molto pericolosi. Noi qui in Italia abbiamo delle normative tra le più restrittive d'Europa. Abbiamo dei corsi per il nostro personale, per formare il personale, dove ci sono anche delle manovre di sfollamento, che facciamo delle prove ogni anno. Abbiamo dei corsi di formazione sul primo soccorso, sull'antincendio. Scatta l'allarme acustico e visivo. Venerandi ci spiega cosa accade nel caso di un incidente simile. Come vedete, in questa zona sono presenti l'estintore, le indicazioni sulla porta, abbiamo l'allarme antincendio, abbiamo l'altoparlante per l'evacuazione. Lo sconcerto del principe Maurice, icona dell'intrattenimento, artista e regista. Locali di questo tipo, ci dice, ce ne sono. Purtroppo ci sono, anch'io collaboro col SILB, che fa una lotta ormai da decenni nei confronti di chi si improvvisa per questioni economiche, per denaro, per interesse, a fare cose che non potrebbe fare. Tutti possiamo organizzare una festa anche a casa, ma persino per le feste in casa ci sono comunque, per chi le vuole fare bene, tutelato, ci sono dei controlli sia da parte della SIAE, per dire, che anche di sicurezza. Non si può andare in un locale per divertirsi per poi non tornare a casa. Io non vorrei essere al posto dei gestori con la coscienza in questo momento. Ci sarà un minuto di silenzio nei nostri locali per ricordare le vittime di questa strage, spiega Venerandi, e per sensibilizzare tutti al rispetto della sicurezza.